ragazzi, oggi abbiamo tradito la nostra meta preferita, cioè la Val di Zoldo per l'altopiano di Asiago. Siamo in una frazioncina di Roana, in località Canove, e andiamo per la Val d'Assa, dove c'è una area archeologica con delle iscrizioni rupestri, che però purtroppo forse non è direttamente visibile. Adesso vediamo. Adesso Vediamo. partiamo E poi per l'antica strada della Sbarra. l'antica strada. Sì, è stata utilizzata più o meno fino al 1906, poi successivamente è stato fatto un altro passaggio tra Canove e Roana, quindi la strada è andata in dismissione e poi ci passavano con i carri. Insomma, siamo sull'altopiano di Asiago, allora, altopiano di 7 comuni con precisione, Sì, sì, sulla zona di Cimbri, sì. Esatto, in zona Cimbra, zona Cimbra. Va bene, casa tua. sì, esatto, casa mia. Guarda, no, eccolo qua, Tunkelbalk. Qua dobbiamo andare giù noi, Tunkelbalk. A letto. Sì, Sì. ma dopo mi sembra che dobbiamo ritornare su per fare sto percorso qua. Allora, il sentiero è sempre l'801, Sì, no? E adesso, allora, io sapevo che le iscrizioni sono a Tunkelbalk. sì, ma ce ne sono anche altri siti dopo. Ah sì? Sì, e quindi dopo dobbiamo ritornare su, da come ho capito. Ok, Quindi abbiamo 5 minuti. andiamo giù e poi torniamo su e facciamo Esatto, questo da questa parte Lutta qui. Kubala. Sì, Allora, Tunkelwald vuol dire il bosco scuro, sì, perché Dunkel in tedesco è scuro e Wald è una mutazione di Wald del tedesco, vuol dire bosco. certo. Perché in queste varietà qua la V diventa B. Quello lo so. Quel Kubel lì, non so. Non sai. Non so. Vabbè, dai. Termine Poco importa, dai. germanico. Poco importa. Andiamo comunque. Andiamo comunque.